Oggi la Valle dei Templi di Agrigento si colora e si agghinda con i costumi e i sorrisi dei bambini del mondo per la passeggiata della fratellanza, l'evento principale del festival che conta numerosi spettatori, piccoli e grandi, provenienti da tutta la provincia di Agrigento. È la prima volta che vedi la sfilata della fratellanza? No, sono venuto anche gli anni scorsi, non è la prima volta, però è sempre bello vederla ogni anno. Anche l'Istituto dei Cosmi di Casteltermine è venuto a partecipare alla sfilata della fratellanza. Che cosa rappresenta questo gruppo, i costumi di questo vostro gruppo? Allora, questo è un gruppo che ha un'origine antichissima, per cui la presenza loro qua vuole proprio indicare questa fratellanza dei popoli che risale a secoli fa. A Casteltermine la festa del Taratatà è un po' il simbolo del paese, per cui riportare anche il simbolo di Casteltermine in questo contesto veramente multiculturale e internazionale. Per me ha un valore molto importante perché è la tradizione del mio paese e quindi sono orgogliosa. Voi siete il gruppo dell'Albania, che cosa pensate di questa kermesse? Questa per prima cosa è una bella esperienza per i nostri ragazzi, è la prima volta per loro che sono qui, è un'esperienza stupenda, è un paese bellissimo, è un'organizzazione stupenda direi, perché tutto è molto organizzato, anche il sole è con noi oggi perché è una giornata con sole. Molto bene, molto bello, tutto è bellissimo per noi, come prima esperienza bellissimo. Voi siete del gruppo della Germania, cosa pensate di Agrigento, di questo sole? Oh, guarda che per noi che siamo della Germania è bellissimo, è un paradiso. Sì, è bellissimo il paese, la storia per noi è tutta una cosa mai vista e quindi anche per bambini è una cosa molto piacevole, molto interessante, molto bella, veramente. Da dove viene? Dalla Russia. Ed è la prima volta che partecipa? Sì, ma io già quasi 20 anni in Italia e noi con mio marito veniamo spesso qua in Sicilia. Questa volta è venuta qua, diciamo, a Argento a vedere questo festival. È molto bello vedere bambini. Tutti gente qua in Sicilia cercano di creare qualcosa di nuovo per attirare il turismo, per fare qualcosa, diciamo, di dire qualcosa amano la Sicilia e vogliono dimostrare che tutti che come bella questa. Quanto ti piace partecipare al gruppo folcloristico? Per me è una passione, mi piace tantissimo, infatti lo pratico da 7 anni. Insieme agli altri bambini stranieri riuscite a instaurare dei rapporti durante questi giorni di festival? Certo, un po' di meno perché non sappiamo parlare la loro lingua, però ci facciamo capire con i gesti. Come vivi questa esperienza da accompagnatore? No, una bella esperienza comunque formativa, fa conoscere appunto i gruppi stranieri, le culture e tutte le caratteristiche degli altri paesi, comunque un'esperienza formativa. Al di là appunto della formazione che anche il gruppo folcloristico siciliano stesso dà facendoci conoscere le nostre tradizioni.